Oggi è una giornata importante per Codogné, in quanto abbiamo deciso di avviare un progetto che si svilupperà nei prossimi anni per ricordare non solo la Shoah, quanti furono vittime delle leggi razziali e quanti furono deportati nei campi di concentramento, quindi civili e militari, ma vogliamo anche dare modo alle giovani generazioni di visivamente inciampare in un ostacolo che però gli risvegli sempre la memoria. Quale sarà questo ostacolo? Oggi abbiamo posizionato un piccolo monumento nel centro del nostro paese in onore e in ricordo dei codognesi che sono stati deportati, alcuni dei quali non sono riusciti a ritornare a casa vivi. Di questi 8 che non sono riusciti a rientrare a casa vivi, nei prossimi anni realizzeremo delle pietre d'inciampo, ecco perché prima parlavo di un ostacolo ma in senso positivo, che verranno posizionate in prossimità di questo monumento lungo la pista ciclopedonale affinché le giovani generazioni in particolar modo possano essere incuriositi e affrontare lo studio e la comprensione di questa pagina di storia proprio per non dimenticare. La Regione del Veneto condanna la Shoah e anzi ha promosso e sta promuovendo varie iniziative proprio nella giornata della memoria. Tra l'altro proprio l'anno scorso la Regione del Veneto ha approvato una legge che promuove la conoscenza di questi eventi storici che devono essere patrimonio comune, diciamo, di tutti i nostri concittadini, soprattutto delle nuove generazioni. Da questa condanna nascono i diritti poi e le libertà che sono riconosciute nella nostra Costituzione. Oggi possiamo godere di un sistema democratico, di vivere le nostre libertà anche grazie alla memoria di quegli eventi tragici che quelle libertà le hanno miseramente ridotte e condannate. Quindi dobbiamo continuare a fare memoria e questa iniziativa di oggi qui a Codogné va proprio in questo senso. Quel macigno che è stato depositato, che è in sostanza un monumento al ricordo e alla memoria di quegli eventi, serve appunto per garantirci ancora una volta che quelle libertà vengano rispettate e che non si ripeta quello che è successo in quella brutta pagina della storia della nostra umanità. La giornata di oggi, che ha rappresentato la prima uscita del Consiglio Comunale dei Ragazzi, è stata una giornata significativa proprio perché i ragazzi hanno potuto ascoltare le parole degli adulti e in prima persona contribuire alla riuscita di questa giornata spargendo le due terre, la terra di Auschwitz portata proprio da una testimone e la terra della loro scuola, in segno di speranza e proprio di fronte a questa roccia, questa pietra che diventa un monumento che ricorderà a loro e ai compagni che speriamo che conducano qui a vedere il monumento, ricorderà proprio la Shoah e il giorno della memoria.